Lontano dalla sua sede originaria, la parrocchia di Madonna Pellegrina di Padova, abbiamo conosciuto alcuni membri della società sportiva Tre Garofani. Guidata dal presidente Sonia Dalla Riva, dal DS Giovanni Campesan e dall'onnipresente direttore tecnico Michela Santinon, la società negli ultimi anni si è distinta per la qualità dei risultati nel settore giovanile. Ricordiamo la splendida stagione del 2004-2005, dove il Tre Garofani conquista 3 titoli provinciali nelle categorie Under 12, 13 e 14. A seguito di questi risultati nel giovanile, la squadra ha centrato una serie di promozioni approdando al campionato regionale. Quest'anno, tra gli obiettivi della società Tre Garofani, c'è sicuramente la salvezza della prima squadra neopromossa in Serie C. Giocare in una categoria regionale potrebbe far disperdere energie e attenzioni verso il settore giovanile? Assolutamente no, anzi per noi avere la Serie C è un punto di grande orgoglio, forti del fatto che la Serie C è composta totalmente dalle atlete che vengono dal nostro vivaio e quindi abbiamo una grande sinergia da partire dal mini volley fino ad arrivare alla prima squadra e quindi manteniamo assolutamente questa nostra identità che è anche abbastanza unica nel panorama del volley femminile padovano. Il dirigente Vittadello sottolinea inoltre: Tengo poi a precisare che la nostra società ha ottenuto un prestigioso riconoscimento che è il diploma di scuola di pallavolo 2010-2011, un attestato importantissimo che solo nel panorama padovano solo 3 società hanno, di cui 2 maschili, noi siamo l'unica società femminile ad avere questo diploma. Un atleta ci chiarisce cosa condivide principalmente tra gli obiettivi della società. Condivido e apprezzo il fatto che non vengano comprate ragazze da altre società, ma si punti a far crescere le ragazze dai campionati giovanili per farle arrivare fino alle prime squadre. La tendenza delle società padovane è quella di cercare collaborazioni con altre realtà per garantire maggior selezione e qualità delle atlete. In questi anni la pallavolo Tre Garofani è andata in controtendenza, coltivando prevalentemente il proprio vivaio. Abbiamo chiesto se si ha intenzione di cambiare questo tipo di scelte. Noi crediamo e siamo sostenitori del fatto che la prima squadra, la Serie C, non va a levare energia e non va a levare azione per quanto riguarda il nostro comportamento con tutte le nostre atlete, in quanto esiste una fortissima sinergia in società fra quello che può essere il settore giovanile dal mini volley fino alla prima squadra e forti di questo ribadiamo il concetto che noi abbiamo una prima squadra fatta esclusivamente da atlete che provengono dai nostri vivai giovanili. Il dirigente ci parla poi della collaborazione con altre società. Abbiamo cominciato da un paio d'anni una collaborazione con l'Alta Volley relativamente all'Under 18. È un'esperienza che fino adesso è stata altamente positiva, ha coinvolto un piccolo numero di nostre atlete e diciamo che sono atlete che sviluppano la loro attività agonistica dividendosi in queste manifestazioni e poi seguono il normale calendario delle manifestazioni proprie della Tre Garofani. Abbiamo chiesto ad un atleta se valuta positivamente la collaborazione della sua squadra Under 18 con il gruppo pari età della società Alta Volley. Sì, la ritengo una collaborazione molto positiva perché riusciamo comunque ad aiutarci a vicenda e a giocare a livelli molto più alti. Nonostante le distanze siano molto grandi, abbiamo deciso di fare comunque questa collaborazione. Al tecnico delle giovanili è stato chiesto se il livello qualitativo del vivaio in questi anni è calato. Negli ultimi anni, anche basandoci sull'esperienza e sulla vita della nostra società, il livello tecnico e qualitativo della pallavolo giovanile è diminuito. Questo probabilmente perché arrivano ragazze ben sviluppate che hanno qualche problema dal punto di vista gestionale del proprio corpo. Ma questo comunque scaturisce in noi la voglia comunque di lavorare bene sui fondamentali e sulla loro crescita. Inoltre abbiamo chiesto se oggi le ragazze faticano a conciliare l'impegno agonistico con quello scolastico. Certamente all'inizio c'è un po' di difficoltà per organizzare lo studio e lo sport, ma comunque le ragazze vengono davvero volentieri e comunque il sacrificio rende più appassionante lo sport e anche lo studio. Possiamo vantare delle liceali per quanto riguarda le giovanili e anche comunque delle laureate nella squadra maggiore. Cosa ti piace della tua squadra? Il bello di questa squadra è che il gruppo sia ben formato, anche se la differenza di età tra alcune ragazze è molto elevata, e si sono formate delle belle amicizie che dureranno e penso anche fuori dalla squadra e dal punto di vista sportivo.